Buongiorno, buona domenica e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tentato femminicidio a Pantelleria, un uomo dà fuoco alla compagna, la donna è ricoverata in fin di vita, adesso lui rischia la vista. Sicilia nella morsa dei roghi, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco tra Messina e Palermo, una donna è morta nel tentativo di salvare i suoi cavalli. Il presidente della regione Renato Schifani chiede aiuto al governo, è chiaro che in Sicilia, dice, c'è una vera azione organizzata. Il ministro Fitto a Palermo conferma che a giorni arriverà la terza rata dei fondi del PNRR, l'obiettivo del governo, dice, è non perdere nemmeno un euro. A Catania l'ecotour per liberare il territorio dai rifiuti ingombranti, tanti cittadini hanno risposto all'iniziativa, ma in città rimane l'emergenza sporcizia, ostaggio degli incivili. Catania, 800 ragazzi in Piazza Università per la festa dei centri di aggregazione giovanile, sport e inclusione a braccetto per una giornata all'insegna del divertimento. Ancora buongiorno, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo con il tentato femminicidio a Pantelleria. Sono gravissime le condizioni di Anna Elisa Fontana, vittima del compagno che le ha dato fuoco dopo un litigio. Lui rischia adesso di restare cieco per un ritorno di fiamma. Intanto sull'isola l'amministrazione annuncia una marcia silenziosa per mercoledì 27 settembre alle 20:30 con partenza da Piazza Cavour. Laura Spanò. Una lite iniziata in un bar del centro di Pantelleria ieri sera, poi continuata e degenerata nell'abitazione dove Annalisa Fontana, 48 anni, viveva con Onofrio Bronzolino, 52enne, operaio edile di Palermo. L'ultimo dissidio tra i due, pare. La tragedia è avvenuta nella notte nell'abitazione in via Maggioluveti, nel centro di Pantelleria. Annalisa Fontana ora è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto grandi ustioni del civico di Palermo. Ha il 90% del corpo con ustioni di terzo grado. Annalisa ha 5 figli dal precedente matrimonio, una era presente al momento della tragedia. A dare l'allarme alle forze dell'ordine questa notte sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla della donna. Secondo le prime ricostruzioni pare che l'uomo abbia messo in atto il gesto al culmine di un litigio con la compagna. La lite tra i due pare che sia iniziata proprio in quel bar del centro di Pantelleria e poi è stata portata avanti a casa. Bronzolino a casa teneva una bottega di benzina che ha gettato sulla donna dandole fuoco. Paura e incredulità tra i condomini del palazzo dove la coppia abitava. Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente. Nel frattempo gli inquilini avevano evacuato l'edificio per paura che scoppiasse la bombola del gas che la coppia aveva in cucina. È stata subito chiamata anche l'ambulanza del 118 del vicino ospedale Naghera di Pantelleria. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime e dal pronto soccorso la donna è stata trasferita in ambulanza all'aeroporto dove era già pronto un elicottero. Stamane a Palermo al centro grandi ustioni del civico è arrivato anche in elicottero Bronzolino sorvegliato da 3 carabinieri. L'uomo è stato raggiunto al volto da una fiammata di ritorno mentre bruciava la compagna, ora rischia di perdere la vista. La coppia aveva una relazione da circa 2 anni, entrambi con matrimoni alle spalle. Ora la comunità di Pantelleria è sconvolta dal gesto. L'amministrazione comunale ha intanto organizzato un corteo per mercoledì 27 settembre. La Sicilia nella morsa degli incendi. Nel Messinese oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Per il presidente Schifani c'è un'azione organizzata e servono aiuti dallo Stato. Francesco Triolo. Oltre 100 interventi in meno di un giorno per combattere i numerosi incendi che si sono sviluppati nella provincia tirrenica di Messina tra Barcellona Pozzo di Gotto ed il confine con il Palermitano. Il vento ha alimentato le fiamme mettendo in difficoltà i vigili del fuoco che sono intervenuti con tutte le forze a disposizione, sia squadre permanenti che volontarie, 48 uomini e 20 mezzi e in aggiunta anche una squadra straordinaria ed una da Enna. La prefettura di Messina ha attivato il centro coordinamento soccorsi per fronteggiare le emergenze e coordinare vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, organizzazioni di volontariato, forze dell'ordine di polizia. Necessari decine di lanci di acqua dai Canadair che sono intervenuti per gli incendi che si sono sviluppati nelle zone di Mistretta, Sinagra, Gioiosa Marea, Patti, Contrada Moreri, Barcellona Pozzo di Gotto e Roccavaldina, dove la situazione nel pomeriggio è stata molto critica per un nuovo rogo che ha interessato le colline. È stata interrotta anche la strada provinciale verso Rometta, è stata chiusa per diverse ore
poi riaperte in entrambi i sensi di marcia l'autostrada A20 nel tratto tra Rocca di Caprileone e Sant'Agata di Militello e la strada statale 113 tra Torrenove e Sant'Agata di Militello. A Barcellona i numerosi roghi hanno devastato decine di ettari di macchia mediterranea e sono state evacuate alcune abitazioni lungo la strada provinciale che congiunge Gala a Migliardo. I volontari hanno tratto in salvo alcuni anziani le cui case erano seriamente minacciate dalle fiamme. E proprio a Barcellona, Pozzo di Gotto, e sugli incendi degli ultimi giorni ha parlato il presidente della regione Renato Schifani, per il quale, è chiaro, ha detto che qui c'è una vera azione organizzata e preparata che viene messa in atto soprattutto nei momenti di ventilazione calda e scirocco. Quindi ormai il sistema temo abbia raggiunto momenti di perfezione tale da essere contrastati naturalmente con la prevenzione. Che da soli, vedete, noi possiamo avere tante centinaia di squadre, i Canadair di notte non possono girare, gli elicotteri nemmeno per motivi di sicurezza, i mezzi di terra, anche se ne avessimo 10 volte di più, non potrebbero lo stesso farcela dinanzi a questa strategia delinquenziale. Allora chiedevo un incontro, io per confrontarmi con lui per verificare che tipo di attacco di controllo del territorio possiamo porre in essere. Io ricordo la famosa operazione Vietri Siciliani, che Tommaso conosce perché ha fatto il penale e il penalista. E vi sono dei momenti in cui lo Stato si è mobilitato, io lo chiederò, perché è evidente che abbiamo bisogno, senza il cappello in mano, di una mano d'aiuto da parte del governo nazionale, delle forze dell'ordine, per presidiare. Vediamo adesso la situazione nel Palermitano, dove ci sono anche 2 morti, tra questi una donna deceduta nel tentativo di salvare i suoi cavalli. Poi un temporale ieri pomeriggio ha dato un po' di tregua all'emergenza e servizio. Quasi 700 turisti sono stati evacuati dall'hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, assediata da un incendio. In questo video, sui social, le reazioni spaventate di una donna in difficoltà che si dà alla fuga con il figlio. Stiamo scappando, ragazzi, l'incendio è arrivato fino a Costa Verde, tutti fuori ragazzi, emergenza pazzesca, corri! Non è possibile. I 700 turisti che erano stati portati nel locale palazzetto dello sport sono rientrati intorno alle 2 di notte nel resort e hanno anche potuto fare colazione in albergo. Il Costa Verde è in sicurezza, dice il titolare dell'hotel sui social, e denuncia anche la natura dolosa degli incendi. Nel Palermitana, proprio nella zona di Cefalù, c'è anche una donna morta, la 42enne Maria David, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme in un loro appezzamento di terreno. È stata trovata morta in un canalone vicino all'autostrada. Non è chiaro se la donna sia morta bruciata o a causa delle esalazioni nocive del fumo. Per fronteggiare i tanti incendi è stato disposto il raddoppio del personale dei vigili del fuoco in servizio, oltre a quello proveniente dalle altre province della regione. 36 gli interventi in totale nel Palermitano, 2 Canadair impegnati. Per tutta la notte hanno lavorato 22 squadre, una all'opera anche presso lo stabilimento di Bello Lampo, dove si sta procedendo alla bonifica. Incendi anche a Partinico, dove è andato in fiamme un ristorante, a Termini Imerese, vicino all'area dell'ex stabilimento Fiat. L'autostrada Palermo-Catania è rimasta chiusa alcune ore. Sulla 20 chiuso il tratto Buonfornello-Castelbuono. La Sicilia non perderà i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza. La rassicurazione arriva direttamente dal ministro Fitto, che ieri è stato a Palermo. Marco Gullà. È stato un incontro utile e molto interessante. Abbiamo affrontato diverse tematiche in piena sinergia. Incontro questa mattina a Palazzo d'Orleans a Palermo tra il presidente della regione siciliana Renato Schifani col ministro Raffaele Fitto sui temi della programmazione FSC 2014-2020 e sulla ZES unica per il Sud. Il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla domanda se c'è un rischio di perdere i fondi per i comuni siciliani risponde che si farà di tutto per non perdere nemmeno un euro e che il rischio al momento è abbastanza basso. Nei prossimi giorni otterremo le risorse della terza rata e siamo al lavoro, così come ieri abbiamo fatto, presentando la richiesta di pagamento per avere entro quest'anno sempre le risorse della quarta rata. L'obiettivo del nostro Paese è quello di non perdere nemmeno un euro, quindi la grande cifra di cui si parla poi è una grande cifra di carattere generale. Dentro quella cifra ci sono una serie di avanzamenti che mese per mese, giorno per giorno, oserei dire, la cambiano e la modificano. L'altra considerazione che faccio è collegata al decreto legge varato 2 settimane fa, che inizia nei prossimi giorni il suo iter parlamentare, che è quello sul Sud della coesione, che appunto
riorganizza il tema delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e, della grande novità, istituisce la zona economica speciale unica per tutto il territorio del Mezzogiorno d'Italia. Per il governatore Renato Schifani saranno 4 anni impegnativi per il governo nazionale e quello regionale. Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. I medici hanno sospeso l'alimentazione. Il boss è ricoverato nel reparto detenuti nell'ospedale dell'Aquila. Al suo capezzale la figlia, che ha riconosciuto recentemente il servizio. È ancora in coma irreversibile contro ogni previsione dei medici che lo hanno in cura Matteo Messina Denaro. Il 62enne boss mafioso è ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è assistito dagli specialisti della terapia del dolore che lo hanno in carico da alcuni giorni dopo la sospensione di qualsiasi terapia oncologica. All'ex Primula Rossa è stata sospesa l'alimentazione per endovena, questo anche per rispettare la volontà di Messina Denaro, che nel testamento biologico ha chiesto espressamente di evitare l'accanimento terapeutico. Le condizioni del boss si sono aggravate a seguito di un forte sanguinamento, un collasso e l'occlusione intestinale, conseguenza del tumore al colon di cui soffre ormai da tempo. La direzione sanitaria dell'ASL dell'Aquila e le istituzioni, di concerto con la figlia Lorenza, che il boss ha riconosciuto di recente e che in queste ore è al suo capezzale, stanno organizzando le fasi successive alla morte e quelle della riconsegna della salma alla famiglia. E in questo quadro sono state rafforzate le misure di sicurezza assicurate da polizia, carabinieri e guardia di finanza con il sostegno dell'esercito. La vita di Messina Denaro è ormai appesa ad un filo. Lotta agli ingombranti a Catania. È stato organizzato un punto di raccolta mobile in via Cifali, appunto per raccogliere i rifiuti. Tanti cittadini catanesi che hanno risposto all'iniziativa. Tonino De Mana. Liberare il territorio dalle discariche abusive e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata è il duplice obiettivo dell'Ecotour organizzato dalla quarta municipalità in collaborazione con la Gema ed il Comune di Catania. Ed eccolo il punto di raccolta mobile di ingombranti ed elettrodomestici allestito in via Cifali, con molti catanesi che di buon mattino hanno risposto alla chiamata dei consiglieri della quarta municipalità Giuseppe Ragusa e Davide Curia. Siamo contenti che i cittadini catanesi hanno risposto in maniera positiva, in quanto c'è stata tanta affluenza di gente che ha rilasciato materiale ingombrante, RAEE e anche alcune mobili di casa. Quanto è importante la sensibilizzazione? Esatto, questo entra a far parte di un lavoro di sensibilizzazione da parte del Comune di Catania e soprattutto del quarto municipio, al fine di diminuire tutte le discariche presenti nel nostro territorio. Considerato l'ottimo riscontro ottenuto oggi, l'iniziativa si ripeterà per giorno 30 a Cibali, nei pressi di via Toresino. Materassi, sedie, porte, frigoriferi, televisori, anche una scala sono stati depositati su scarrabili e furgoni. Sono iniziative che sicuramente il cittadino accoglie e che servono anche a combattere quel fenomeno di conferimento selvaggio che vediamo negli angoli della città. Abbiamo questa opportunità, cerchiamo di collaborare conferendo direttamente nelle isole ecologiche mobili. Da una parte i cittadini virtuosi, dall'altra i soliti incivili che deturpano il territorio. Un esempio lampante è il viale Fleming, dove i cuscini in pelle di un divano ed un materasso occupano il marciapiede, ostacolando anche il passaggio dei pedoni. Brilla sempre di più la stella dell'attrice catanese Ester Pantano, volto noto delle fiction e del teatro. L'abbiamo incontrata durante il suo ultimo spettacolo al Castello Ursino. Eva Spampinato. Una carriera in piena ascesa, carattere ottimista, una bellezza catanese dalle origini somale, stella emergente delle fiction TV, il pubblico ha amato la modernità del suo ruolo in Macari al fianco di Claudio Gioè e Domenico Centamore. Non vieni a letto? Vorrei studiare un altro po'. Ma io che faccio? Lei è Ester Pantano, 33 anni, catanese, promessa del cinema con un futuro nel mondo della musica. In questi giorni l'abbiamo vista in scena al Castello Ursino di Catania in Penelope, l'Odissea è femmina. Nei suoi sogni visionari lei riesce a vedere quello che succede, vede Circe, vede tutto quello che fa, vede i tradimenti, vede il suo cedere, vede il suo dimenticarsi della moglie, del figlio, realizza che ha veramente bisogno di
trovare la sua strada, di prendere la sua libertà in mano. Esther non vuole rappresentare la classica bellezza siciliana, ha una personalità forte che imprime anche i suoi personaggi. Sono molto fiera di essere stata scelta dai registi con il quale ho lavorato per interpretare appunto sempre queste donne comunque rivoluzionarie nel loro periodo, nella loro epoca, che hanno assolutamente disarcionato qualsiasi stereotipo e qualsiasi funzione sociale predetta, preordinata. Era il 2018 quando comparve in prima serata su Rai 1 con il ruolo provocante di Trisina Cicero nella Mossa del Cavallo. Il film TV, ambientato nell'Ottocento, è tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Da allora un successo dopo l'altro. Poi è iniziato in Matataranni, c'è stato Macari, ci sono state tutte esperienze che si sono aggiunte, che ho collezionato anche a livello di teatro. Fiducia. Non vale non chiede marito. Ad ottobre la vedremo nella serie TV I Leoni di Sicilia. Anche questa Giuseppina Florio sarà un altro personaggio che accoglie la sua condizione di donna, ma comunque scalcia, scalpita, vuole prendersi quello che è suo e l'amore che è suo di diritto, che è il nostro diritto, che è di tutti, è diritto di tutti essere amati e poter amare. Esther Pantano cosa vuole prendersi? E io voglio prendermi la mia felicità, voglio prendermi quello che sogno veramente. A Catania 800 ragazzi in Piazza Università per la festa dei centri di aggregazione giovanile, sport e inclusione sociale a braccetto per una giornata all'insegna del divertimento. Il servizio. 800 ragazzi in Piazza Università a Catania per la festa dei centri di aggregazione giovanili, promossa dall'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali ed organizzata dalla direzione servizi sociali. Sport ed inclusione a braccetto per una giornata all'insegna del divertimento con giochi, arte, creatività, momenti musicali e teatrali. Via Etnea trasformata in un enorme palcoscenico, attori protagonisti giovani, il volto pulito ed innocente di una città in cerca di riscatto. C'è anche il sindaco Enrico Trantino che si diverte a sfidare un ragazzino. Che ha sfidato anche dei bambini, com'è andata? Ho perso, miseramente ho perso. Il bambino che è dentro di me molte volte fuoriesce. È un bellissimo momento, una bellissima occasione di aggregazione in cui alla fine i ragazzi, i bambini capiscono anche il valore dello stare insieme, e devo ringraziare le tante associazioni che fanno tantissimo per tutti questi ragazzi, per tutti i nostri adolescenti, incidendo molto anche sul fenomeno della dispersione scolastica. Diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza che hanno come finalità quella di intervenire sulla qualità della vita dei minori. È l'espressione di quello che si fa ogni giorno nei centri aggregativi di Catania. Come vedete ci sono laboratori, c'è sport, sono ragazzi che crescono insieme ad educatori professionali, a volontari, e possono crescere nella creatività, nell'accompagnamento al dopo scuola, nello sport, si cresce con degli obiettivi di socializzazione. Il futuro di Catania è in questa piazza, accogliente, sorridente e soprattutto festante. Bene, adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio. Il Catania prepara al Massimino la partita di lunedì sera contro il Foggia. Zanellato intanto completa il reparto di centrocampo dopo l'addio di Palermo. Marco Carli. Il Catania, reduce dallo 0-0 di Monopoli, guarda indietro per capire cosa si può fare meglio, come essere più incisivo, come rifornire con puntualità le punte. La partita in terra pugliese, come spesso avviene in avvio di campionato, ha detto anche cose diverse, per certi versi inaspettate. Il Catania, si diceva dopo Crotone e in parte anche dopo il Picerno, deve concretizzare al meglio le occasioni avute, ma anche provare a rischiare di meno. A Monopoli le occasioni sono state poche, praticamente una sola, mentre dietro la coppia Silvestri-Curado, con l'appoggio di Quaini nel secondo tempo, dà l'idea di essere una garanzia per il proseguo del campionato. Si riparte da qui in vista del Foggia. La squadra prepara la gara al Massimino, dove alla vigilia parlerà Tabbiani, non per la partita contro i rossoneri, ma a breve ci sarà anche Niccolò Zanellato. Queste le sue parole all'arrivo a Fontanarossa, tratte da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Catania è una squadra importantissima per blasone, per storia, con dei tifosi super.
Nato a Milano, il 25enne era svincolato dopo la fine dell'avventura con la SPAL. Altro bel colpo, un biennale per lui. Zanellato sostituirà Marco Palermo, trasferitosi alla Lamezia dopo aver rescisso il contratto. Il nuovo arrivato, impiegabile al centro davanti alla difesa, ma anche da interno, è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di trasferirsi al Crotone e poi alla SPAL. Nella sua carriera 28 presenze, una rete in Serie A, 96 gettoni e 5 gol in B. È il 18° nuovo arrivo in rosso-azzurro se si eccettuano Beters e Chiarella, che sono rientrati dalle società di appartenenza ma che erano al Catania anche l'anno scorso. Questa è l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà alle 13:30, nel frattempo vi lasciamo alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.